Ben ritrovati, 8 in punto, diamo il buongiorno all'assessore della Regione Friuli Venezia Giulia ai trasporti, Graziano Pizzimenti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Siamo puntualissimi, sono le 8 del mattino, in molte scuole oggi superiori è suonata la prima campanella del 2021, un giorno insomma importante e per la nostra regione è in un certo senso una scommessa perché oggi entra in vigore la nuova zona gialla plus, potenziata ma pur sempre una zona gialla. Ci aggiungiamo i ragazzi delle superiori che tornano a scuola al 50%. Assessore, qual è la situazione stamattina, come si è organizzata la Regione per ovviamente evitare per quanto si possa gli assembramenti dei ragazzi sui trasporti, sui mezzi? Stamattina non ho avuto ancora notizie, diciamo, allarmanti. Certo che fino a ieri pomeriggio abbiamo lavorato assieme, appunto, io ho lavorato assieme agli uffici per limare quelli che potrebbero essere gli ultimi problemi. Anche ieri abbiamo avuto delle segnalazioni nel senso del territorio che ci hanno dato la possibilità di intervenire per trovare appunto delle modifiche degli orari dei trasporti e quindi aggiungendo o spostando delle corse. È stato un lavoro durissimo, nel senso che è stato molto impegnativo soprattutto per gli uffici, che ringrazio pubblicamente perché hanno fatto veramente un grandissimo lavoro, assieme alla TPL SCAR, assieme al prefetto, assieme ai rappresentanti delle scuole. Insomma, è stato veramente un mese molto impegnativo. Per fare cosa? Abbiamo aggiunto 120 pullman rispetto a quelli che sono normalmente, che viaggiano normalmente all'interno del nostro territorio regionale. Ci sono oltre 700 corsi in più, ci sono treni in più, ci sono corriere percorsi di treni alternative e quindi noi siamo fiduciosi. Certo è che bisogna mettere assieme tante cose, cioè nel senso che non bastano solo i trasporti, bisogna tenere presente che i ragazzi devono già cominciare dalle famiglie, cioè le famiglie devono ovviamente illustrare ai ragazzi quali sono le modalità di rientro a scuola, la scuola stessa deve dire gli orari, quelli giusti per ogni classe, ci deve essere un'attenzione da parte dei ragazzi sia nell'uso dei mezzi, quindi con la mascherina, con la sanificazione delle mani, sanificazione del mezzo dipende dal TPL, poi gli assembramenti prima post devono essere fatti e questo ringrazio anche la Protezione Civile e il collega Riccardi assieme a Rosolén abbiamo appunto messo assieme questo piano che dà la possibilità anche di intervento della Protezione Civile, ecco, diciamo nelle zone in cui c'è maggiormente assembramento dei ragazzi. Diciamo che sono state appunto potenziali, in questo caso appunto indispensabile l'aiuto sia della Protezione Civile, anche singoli comuni che ospitano i grandi centri scolastici, insomma si sono organizzati. I ragazzi non tutti ritornano in presenza, abbiamo detto al 50%, anche se la previsione è di insomma, andare avanti fino al 75% in presenza, quindi aumentare ulteriormente. Diciamo, questo è un po' un banco di prova importante perché poi appunto in previsione, se tutto andrà bene, si aumenterà diciamo, il flusso di studenti che utilizzeranno i mezzi. Che prospettive ci sono? Ecco, diciamo che l'idea e l'obiettivo del Presidente Federica, ma poi di tutta la Giunta, è quello di far rientrare, come succede da oggi, i ragazzi in classe, ma farli rimanere fino a giugno. Questo sarebbe il massimo. E nel frattempo, cioè in questo periodo di tempo, di cercare di aumentare la presenza sempre di più. Cosa vuol dire questo? Che già il trasporto pubblico locale, quindi le corriere, i treni eccetera, sono stati tarati fino al 75% della presenza in classe. Quindi diciamo che attualmente... Questa è la prospettiva. Chiaro che ci vuole un periodo ovviamente di assestamento, capire come va sia dal punto di vista organizzativo ma soprattutto dal punto di vista sanitario, della salute. Se questo va tutto come si spera che vada, allora a questo punto possiamo aumentare la presenza e arrivare al 75% e magari anche il 100% fino a giugno. Questo è l'obiettivo primario e fondamentale che tentiamo. Quindi la regione Friuli Venezia Giulia è già attrezzata, è già operativa con il piano per il 75%, anche se al momento i ragazzi sono al 50%. Ci siamo già portati avanti, diciamo.
Sì, assolutamente sì, questo in accordo con le scuole, nel senso di cominciare gradualmente per capire appunto cosa vuol dire, cosa significa tutto questo, però con i trasporti, siccome non è una cosa che si organizza in qualche giorno, ma ci vogliono settimane e settimane di modifica di orari, allora se manteniamo appunto questa tipologia di rientro che prevede a seconda delle zone anche degli orari differenziati, allora in questo caso riusciamo a portare molta più gente in classe. Allora, l'obiettivo è quello di finire appunto l'anno in presenza e noi teniamo le dita incrociate, auguriamo insomma in bocca al lupo a questi ragazzi e soprattutto il rispetto come ha invitato lei ma anche l'assessore Rosolen questa mattina sui giornali dicendo indossate le mascherine e quant'altro. Le avevo anticipato prima parlando dietro le quinte, oltre confine per guardare un po' anche la situazione, a Capodistria la protesta dei genitori perché hanno già chiuse le scuole dopo appena 4 giorni, insomma adesso io... Questo è purtroppo quello che potrebbe succedere, che noi speriamo ovviamente di no, ed è la cosa peggiore, cioè cominciare, al di là dell'organizzazione, ma cominciare, diciamo, pure illudere i ragazzi che si possa tranquillamente fare lezioni in classe e poi dover chiudere. Probabilmente capiterà, ma capiterà per qualche classe, perché sappiamo benissimo che succede se uno prende il virus, chiaramente tutta la classe poi deve stare in quarantena. Questo potrà succedere, o sicuramente succederà, però è una classe, ma non il sistema. Quindi noi puntiamo che il sistema regga fino in fondo dal punto di vista sanitario e dal punto di vista dei trasporti. Assolutamente sì. Allora, ultima domanda, siamo da oggi ufficialmente in zona gialla plus, potenziata con delle misure un po' più rigide che ricordano un po' l'arancione. L'ho letto prima in rassegna stampa, il Corriere della Sera dice che sono drastiche queste, senza insomma nessuna polemica, però insomma facendo un po' il punto della situazione, che Federica ha scelto delle misure drastiche. Allora volevo un suo commento proprio anche alla luce di quello che abbiamo detto. Io, siccome ovviamente conosco bene il Presidente Federica, prima di prendere una decisione di questo tipo soffre molto, diciamo così, cioè nel senso che se non è convinto e non siamo convinti di questo fino in fondo, e questa convinzione deriva dai numeri, dai contagi, dalla possibilità di gestire gli ospedali, eccetera. Quindi è fatto bene, perché tante volte una settimana in più o 10 giorni in più di misure un po' più rigide rispetto alla normalità può salvare un periodo molto più lungo successivo, ed è questo l'obiettivo, cioè quello di non fare quei famosi stop and go, cioè fare aprire e chiudere, che non fa bene a nessuno. Certo, teniamo duro. Allora, grazie Assessore Pizzimenti per essere stato con noi. Ragazzi. Certamente anche da parte mia e anche agli insegnanti e a tutto il personale della scuola. Tutto il mondo della scuola, che vuol dire insegnanti, gli ATA, è veramente, anche sì, si parla poco degli insegnanti, devo essere sincero, cioè si parla sempre degli studenti che devono tornare in classe, eccetera, eccetera. Mi dico sempre che c'è questa categoria, cioè degli insegnanti che devono stare ore e ore con una platea di persone che cambia continuamente, specialmente le superiori, e che quindi rischiano molto con la presenza in classe, però insomma è giusto così, che anche loro facciano la loro parte. Io spero bene per loro e per tutti. Assolutamente, grazie Assessore, le auguro buona giornata. Grazie a voi. Arrivederci.